Fuori Legambiente e dentro il Corpo Forestale, il presidente della regione Rosario Crocetta usa il pugno duro e decide di operare la staffetta per la gestione della riserva naturale Macaluba d'Aragona, teatro della vicenda di sabato scorso in cui per l'esplosione dei vulcanelli sono morti due fratelli, Carmelo e Laura Mulone, 9 e 7 anni. La decisione è stata presa al termine di un vertice alla presenza del neoassessore Pier Giorgio Gerratana e dei direttori dei dipartimenti Territorio e Protezione Civile. È emerso che l'area della tragedia non doveva essere accessibile al pubblico, ma solo ai ricercatori per scopi scientifici. L'intera riserva era in affidamento esclusivo a Legambiente e dunque volontari che avrebbero dovuto limitare l'accesso del pubblico alle altre aree. Dunque affidamento della riserva non ai volontari di Legambiente, bensì al Corpo Speciale della Forestale, che provvederanno alla recinzione di tutte le aree interessate, di affidare all'Istituto di Vulcanologia uno studio per la valutazione dei rischi. Da parte sua, il presidente regionale di Legambiente, nonché direttore della riserva Mimmo Fontana, ha ribadito la imprevedibilità dell'evento e anche respinto le accuse del dirigente generale del Dipartimento Ambiente della regione Gaetano Gullo, secondo cui Legambiente aveva i fondi per dotarsi delle centraline di monitoraggio. La convenzione con la regione, ha detto Fontana, prevede che Legambiente possa limitare la fruizione per motivazioni di urgenza e di necessità, come è avvenuto quando sono stati rilevati fattori che potevano determinare l'aumento del rischio per la pubblica incolumità, ha concluso.